A me l'onore, diciamo, di spiegarvi un po' meglio cosa significa per noi di Confcommercio lo storytelling. Il Presidente prima parlava che è una parte del fare, in realtà per me è anche un modo di dar voce ai nostri associati, quindi di ascoltarli, di capire quali possono essere non solo le loro difficoltà, ma anche diciamo i loro successi. Ma perché raccontare storie di impresa? Beh, intanto nella storia di solito c'è un eroe e qui gli eroi sono i nostri imprenditori e le nostre imprenditrici, soprattutto in questo momento. E poi nelle storie si racconta qualcosa di nuovo, quindi noi abbiamo creato dei piccoli film e qui i nostri protagonisti ci portano nel backstage, diciamo in quei luoghi dove magari di solito da clienti non possiamo entrare. Quindi ci trasmettono le loro emozioni, dicevo positive se hanno avuto un successo, ma anche negative, delle difficoltà. Insomma, ci fanno vivere un pochino, un pezzettino della loro vita reale di persone, ma anche ovviamente di imprese. E quindi ci ispirano un pochino, no? Ci fanno riflettere su alcuni aspetti, ci danno l'interpretazione di un certo settore, come in questo caso, per esempio, il settore della ristorazione e dell'accoglienza alberghiera. E poi con le storie il nostro cervello si attiva la parte più creativa e quindi comincia a pensare anche a delle strade diverse. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di ricette per ripartire, per cui sentire queste storie vuol dire anche contaminarci con queste esperienze e quindi cogliere queste opportunità. Io vorrei dare veramente un valore, anche evidenziare i valori che emergono da ciascuna di queste tre storie che mi hanno preceduta e naturalmente vi invito a guardare tutto il filmato, perché qui è solo un assaggio di cui vi racconterò alcune, diciamo, possiamo dire ingredienti particolari proprio per incuriosirvi anche all'ascolto del resto. Allora, il primo è il ristorante Rizzetto a Monastier. La storia appunto inizia negli anni 20, quando i nonni acquistano proprio la casa dove in questo momento appunto c'è il ristorante, che all'inizio è un casoin di paese, quindi un emporio dove si può trovare un po' di tutto e poi comunque questo viene trasformato in ristorante. Tra l'altro è la mamma del titolare attuale che prende in mano questa attività e qui voglio sottolineare già che in quest'ambito, quello della ristorazione, sono le donne che spesso hanno un ruolo importante non solo nell'aiutare oppure nell'essere titolari di un'attività, ma anche cercando di innovare sempre pur mantenendo la tradizione. E qui il valore grande che emerge subito è quello della famiglia. L'impresa è di tipo familiare, quindi una tipica impresa veneta. Il titolare tra l'altro dice che è nato in quel luogo, quindi non solo ci lavora ma anche come dire, ci vive e ci è pure nato. Poi dicevo il ruolo importante della moglie, ma poi ancora la tradizione con alcuni piatti tipici di quell'area, diciamo un po' possiamo dire country, un pochino di campagna, come ad esempio a me ha colpito molto il riso degli sposi, insomma un particolare piatto che veniva servito soprattutto nei matrimoni, quindi forse nel giorno più importante insomma diciamo di una persona o comunque un giorno che non si dimentica. E poi ancora la storia del paese che si combina con la storia di questa impresa, che come adesso in pandemia si cercano luoghi perché bisogna fare le vaccinazioni o altre cose, qui il ristorante mette a disposizione una sala per gli allievi perché la scuola era stata bombardata. Ecco, queste sono tutte piccole chicche, piccole storie che magari non emergerebbero se non grazie a questo progetto che trovo particolarmente emozionante. E poi ancora la seconda storia, quella del ristorante Hotel Colombo a San Bartolomeo, frazione di Breda di Piave. A me piace moltissimo da imprenditrice proprio l'inizio del titolare Nicola Soncin che dice bisogna crederci. Beh, direi mai come in questo momento questo invito è fondamentale per noi imprenditori, quindi crederci in partenza ma continuare a crederci anche nell'attività e soprattutto in questo momento particolare. E poi lui ci porta in questo micromondo, un micromondo fantastico potremmo dire, dove la cultura incredibile ma vera in questo piccolo paesino ha un ruolo importante. C'è la scuola di danza, la scuola di musica, insomma cose che non ci aspetteremmo sicuramente in questo luogo. Ma poi c'è pure
la produzione del caviale che viene esportato in tutto il mondo, e il mondo in qualche modo sembra aver colto questa bellezza un po' semplice ma interessante. Lui ci racconta dei flussi di turisti americani e tedeschi che intercetta ogni anno con il cosiddetto turismo slow, quello della camminata a piedi, che tanto contraddistingue proprio il nostro territorio. E quindi direi che da questa storia possiamo sicuramente imparare alcune cose. Intanto cogliere le opportunità che ci arrivano e quindi valorizzare tutto quello che è il contesto di riferimento. E poi ancora la specializzazione. Il titolare ci dice: noi offriamo un pesce di qualità, e quindi questo è fondamentale, specializzarsi per essere identificabili. E poi ancora la trasparenza. A un certo punto lui dice: quando abbiamo aperto il ristorante era troppo bello, i clienti avrebbero pensato che era troppo caro, e così abbiamo deciso di mettere proprio in chiaro i prezzi. Quindi la trasparenza, no, verso il cliente, e quindi un esercizio di cura appunto verso le persone. La terza storia, e concludo, è quella della trattoria Menegaldo, una storia tutta al femminile. Sono 3 le sorelle che gestiscono questo luogo. Devo dire che è più che un ristorante, mi sembra di essere entrato in una casa che vi accoglie con tutti i ricordi di famiglia. Patrizia, Rosanna e Stefania è la cuoca, è la terza generazione. Qui troviamo davvero non solo la cura dei particolari, ma il calore che, devo dire, le donne sanno creare, quindi un calore fatto di emozioni belle e brutte. Lei ci fa vedere le foto, Patrizia, dei suoi nonni che hanno fondato questa azienda nel 1910, quindi stiamo parlando di aziende più che centenarie, e poi anche dei genitori purtroppo mancati da poco, di cui rimane del papà in particolare la stampella. La stampella che non è solo un ricordo, ma è anche in questo momento specifico una sorta di testimone del passaggio alle figlie di questa attività, ma anche un sostegno per questo momento così difficile. E poi ancora la famiglia, la comunità, questi valori che continuano a tornare. Il ristorante come un luogo di incontro per giovani e meno giovani, dove si può giocare a carte, dove c'era, dice lei a un certo punto, l'unico telefono del paese, per cui diciamo, la disponibilità dei titolari, anche questo è un altro valore che vorrei sottolineare. E infine la tradizione, le ricette della mamma che vengono continuamente fatte, ma combinandole con qualcosa di innovativo, perché in cucina sono arrivati dei cuochi giovani, quindi che hanno contaminato la tradizione. Quindi apparentemente queste aziende sembrano un po' retro, ma in realtà raccolgono e colgono anche quelli che sono un po' le evoluzioni del futuro, e che probabilmente come dire, aiuteranno queste imprese a sopravvivere e a svilupparsi in futuro. Il mix tra tradizione e diciamo innovazione, il fatto di essere un po' retro, e quindi imprese che vengono identificate con queste loro caratteristiche, e poi la creazione di micromondi in cui noi stiamo bene. Adesso le città si ristruttureranno probabilmente a 15 minuti da casa, tutto deve essere vicino, quindi direi che in queste aziende cogliamo già questa idea. E quindi Maurizio, Nicola, Patrizia e Stefania, li voglio ricordare perché le persone fanno sempre la differenza, sono gli eroi di queste storie, e queste appunto sono le loro ricette, non solo per sopravvivere ma per resistere e ripartire. Quindi credo che questo sia un grandissimo emozione anche per noi, che ci dà forza di continuare senza paura.